Indagini a tutto campo anche nella nostra provincia dopo la rapina in villa subita da un ex dipendente del gruppo maronese nella sua abitazione a Tamai di Brugnera. Un vero e proprio comando ha assaltato l'edificio dove abitano il 76enne Giuseppe Verardo con la moglie Mariangela Pivetta e il figlio Massimo di 49 anni che avrebbe affrontato i 4 malviventi col volto coperto da maschere di carnevale, venendo tramortito con un colpo alla testa dato con il calcio di una pistola. Oro, gioielli e 2000 euro il bottino della banda che poi ha legato le vittime fuggendo verso la Pontebana. Nuovo raid di furti nel comune di Farra di Soligo. Dopo l'apparente quiete durante le festività, i ladri sono tornati a colpire, questa volta a Col San Martino, in via Canalvecchio, che conduce a Guia di Valdobbiadene. Almeno 2 le abitazioni visitate da ignoti che, se in un caso sono riusciti a portar via un bottino complessivo di circa 1000 euro, violate anche altre abitazioni vicine. L'eco dei furti è rimbalzato anche sulle bacheche dei social network, sorvegliamo Farra di Soligo H24. Sono entrati dall'accesso secondario in tutti e 3 i casi, rompendo gli oscuranti chiusi e scardinando la porta finestra. In almeno una delle case si sa che hanno portato via la lavatrice, rende noto il Post. Grande movimento ieri sera di tutta la comunità per un anziano che era scomparso dopo essersi allontanato da casa. L'uomo, 83 anni, che soffre da tempo di vuoti di memoria, era uscito dalla sua casa appena fuori Crespano senza un apparente motivo. I familiari, non vedendolo più, hanno immediatamente allertato tutti, dal 118 ai volontari della protezione civile e ai carabinieri. L'anziano, tra l'altro, era uscito senza gli indumenti adeguati per le temperature rigide e si temeva il peggio pensando che avesse preso la via verso il Grappa. Invece verso le 23 una pattuglia dei carabinieri lo ha individuato mentre intirizzito e in stato confusionale stava percorrendo la strada verso Paderno del Grappa. Vigili del fuoco all'opera oggi pomeriggio al magazzino Cavasin tra Soligo e Solighetto, dove sono depositati numerosi elettrodomestici. Le fiamme sono partite dai cartoni depositati all'esterno, forse innescate da un mozzicone gettato da una vettura in transito. Per fortuna, dopo l'allarme immediato e il pronto intervento, i danni sono risultati minimi. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Col San Martino. Soliti ignoti in azione ai piedi del Cansiglio. La scorsa notte hanno visitato alcune abitazioni a Rugolo, Fregona e Anzano. Tra i visitati anche l'ex mister della locale squadra di calcio del Sarmede. Magro comunque il bottino, grande invece la rabbia dei derubati.